Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il caso politico-giornalistico dell'estate, che poi più che altro sembra una commedia estiva dei Vanzina, ovvero l'affaire Ranucci che imperversa in ogni dove, ci racconta molto anche di chi erigiamo a guru contemporanei, non quei noi spelacchiati controvento di Radio Libertà, ma il mainstream, le anime belle, i buoni, giusti, quelli sempre dalla parte corretta della storia. In primis lo stesso Ranucci, no? Cioè è l'alfiere del giornalismo d'inchiesta che si scopre uno che dà parecchio credito a un personaggio come La Vitola, addirittura gli mette in mano la sua potenziale delirante vita politica futura e non prende contromisure nemmeno quando emerge che questo La Vitola è indagato e ora è reo confesso come mandante di un attentato contro di lui. Ma poi c'è un altro caso spettacolare di crepuscolo degli idoli progressisti, diciamo, no? Di guru che cade ma che affonda nel ridicolo, perché non sono cadute tragiche ovviamente, sono disvelamenti di, come dicevamo ieri, quanto costoro siano scarsi, quanto questi presunti punti di riferimento intellettuale semplicemente rimestino, copia-incollino delle verità preconfezionate che poi verità non sono mera e elementare e spesso sbugiardata propaganda. E qui ci riferiamo appunto a Roberto Saviano, il guru con la G maiuscola, no? Tra l'altro uno potrebbe dire, vabbè, finché Saviano prende delle palesi topiche sui ragionamenti della politica internazionale, della geopolitica, paragona anarcocapitalista come Elon Musk al nazismo, ma vabbè, potremmo dire non è sua materia, lui si sente di doverci rendere dotti sull'intero scibile umano, ma non è strettamente la sua materia. Quando però poi va a ragionare di attentati, di atti criminali, di episodi che coinvolgono minacce appunto di in quel momento ancora non conosciuti criminali contro un giornalista, lì dovremmo essere nel suo, no? Cosa diceva Roberto Saviano dell'attentato a Ranucci, per cui oggi appunto ha confessato La Vitola, tra l'altro c'è la verità dell'ultima mezz'ora perché ogni giorno La Vitola mischia le carte, dice che lui aveva dato disposizione semplicemente di sparare dei colpi contro la villetta di Ranucci, non di mettere ordigni, ma in ogni caso leggete l'allora Saviano pensiero, o meglio pseudo pensiero. Chi colpisce un giornalista sotto scorta non sta cercando di fermare una persona. No, infatti nel caso di La Vitola stava cercando di lanciarla e di come dire, fargli un favore addirittura in chiave politica. Sta lanciando un avvertimento a tutti, che sono quelle frasi vuote, generiche, che suonano sempre bene, un avvertimento a tutti. L'attentato a Sigfrido Ranucci non nasce oggi. È il frutto di anni di delegittimazione, di campagne mediatiche costruite per isolare, infangare, distruggere civilmente chi osa indagare il potere. Soppesate tutta questa retorica da afflato civile e mettetela in relazione con la realtà, con le trame, sottotrame, appunto vanziniane che andavano in scena alla pescheria di La Vitola che commissionava sondaggi su Ranucci e poi come dire appunto ordinava il falso attentato con l'esecutore che è scappato in Africa. Vedete il fossato enorme tra la retorica dei Saviano e la realtà. Quando non si discute più delle idee, ma si attacca alla persona, quando il dibattito pubblico diventa un linciaggio social permanente, e sembra che tra l'altro stesse descrivendo il modo d'agire di Report tendenzialmente, ma invece parlava a favore di Report, quando la politica, il potere si sente autorizzata a colpire i giornalisti, la democrazia non è in pericolo, è già stata violata. Qui c'era il fantasma nero, no? Delle destre, dell'onda nera che vuole tappare la bocca, come ha detto Ranucci con la consueta modestia, paragonandosi a Moro, Falcone e Borsellino. Già allora Saviano evocava il potere che vuole fermare Ranucci. No, è l'amico, lo pseudoamico, l'amico fraterno, come si definivano, che vuole costruire una farloccata a suo favore. È meraviglioso questo video di Saviano da rivedere, vi consiglio di andare. Gran chiusura,
Questa bomba non è solo un atto intimidatorio, è un messaggio destinato a chiunque pensi che l'inchiesta, l'analisi, la critica siano ancora spazi di libertà. E qui ci starebbe benissimo una pernacchiona finale, perché capite che l'inchiesta, l'analisi, la critica non c'entrano nulla dopo un anno. Siamo di fronte a un episodio con ovviamente dei connotati criminali, ma che oscilla appunto tra il grottesco, la commedia dell'arte, il picaresco, dove non c'entra nulla, la libertà d'inchiesta, il grande giornalismo, quelli che parlano contro il potere. No, anzi, è una mera trama di sottopotere romano nel senso deteriore, velleitario, appunto involontariamente comico. E sì, Saviano è ancora più scarso di Ranucci. Questi sono i guru, no? Quelli che affollano il pantheon dei progressisti contemporanei. Roberto Saviano, che attaccava la politica, che lancia un avvertimento a tutti con l'attentato a Ranucci, e invece era il suo pseudo amico che voleva fargli un favore. Costoro impareranno una buona volta a tacere. Spoiler, crediamo di no, ma diciamo che da oggi hanno perso ulteriore credibilità. Grazie a tutti, a presto.